277esima fiera, quindi una storia importantissima alle spalle, con profonde radici nel mondo rurale e contadino del Veneto, per una fiera che ha saputo adeguarsi anche ai nuovi scenari, alle nuove tecnologie, alle nuove esigenze dei cittadini, quindi decine di migliaia di persone che renderanno Arsego appunto per un weekend capitale commerciale del Veneto, quindi un buon lavoro al sindaco Cannella, all'assessore presidente Stefania Pierazzo, che avranno sicuramente un grande affare per gestire appunto tante persone che arriveranno da tutto il Veneto a Arsego. Una buona fiera a tutti gli operatori che devono poter anche avere il giusto ritorno economico del lavoro che fanno appunto magari durante l'anno per prepararsi a questa fiera. Quindi un appuntamento ad Arsego in questo weekend, che ci sarà sicuramente qualcosa di interessante da vedere e anche da assaggiare. Questa opportunità per noi è molto importante perché ci permette di ribadire che la nostra fiera è partita proprio da qua, è partita da Venezia su concessione del doge Pietro Grimani nel 1747 e da Venezia, dai veneziani abbiamo mantenuto forte quella capacità di commercio che i veneziani hanno insegnato a tutto il mondo, ma soprattutto di mettere in risalto le eccellenze del territorio, quindi siamo molto orgogliosi e molto fieri della nostra fiera, che è ovviamente la manifestazione principale del territorio, ma che è anche un momento in cui davvero il territorio si mette in mostra, si mette in vetrina e mette in luce a tutti i visitatori il meglio di sé. Un territorio ovviamente dove un tempo sventolava il vessillo di San Marco e che oggi mantiene fiere ed orgogliose queste radici attraverso anche la capacità di saper proporre a tutti i visitatori della fiera tante iniziative che sono proprio volte a tramandare la tradizione contadina, la tradizione popolare, in primis proprio il mercato del bestiame che si svolge come appunto da sempre il lunedì mattina, che è il momento clou della manifestazione, dove abbiamo ancora contadini che vengono per comprare qualche capo di bestiame da portare nelle stalle domestiche. Questo vuol dire celebrare una storia centenaria di questa fiera, ma soprattutto celebrare l'identità di un territorio orgoglioso delle sue radici, ma che sa al tempo stesso guardare al futuro e che grazie a questo evento sa vivere i tempi e sa appunto cavalcare i cambiamenti dei tempi, sapendo sempre appunto guardare con ottimismo al domani e sapendo sempre rimboccarsi le maniche per fare il meglio e dare il meglio. La scorsa edizione ha visto 250.000 presenze nei 5 giorni della fiera, sicuramente ci auspichiamo di mantenerle o sicuramente anche di aumentarle, questo è il nostro obiettivo che abbiamo. Un programma sicuramente ricco e vasto che ogni anno vede delle novità, giusto per incuriosire i nostri visitatori a tornare e a venirci a trovare. Che cosa potete trovare della fiera? Sicuramente un grandissimo Luna Park con oltre 50 attrazioni, circa 300 bancarelle lungo le vie principali del centro, 3 zone enogastronomiche, l'area dei baccari per i più giovani, alla sera intrattenimento musicale ma non solo, anche artisti di strada e spettacoli, una zona dedicata agli animali, quindi la fattoria didattica, orti botanici, l'avvicinamento a quello che sono le tradizioni, quindi anche il mondo agricolo, i mestieri di un tempo, quindi vedere e toccare con mano come una volta costruivano con i primi materiali. Anche un'area espositiva, quindi un'area espositiva con oltre 80 espositori che espongono in area coperta e in area scoperta. La fiera di Arsego, anche se vanta tutti questi numeri che come vi ho detto prima, è ancora una fiera che vive e viene creata grazie al mondo del volontariato, numerosissime associazioni presenti in fiera, ognuna opera nel proprio stand, nelle proprie zone e vivono poi durante l'anno con il sostentamento di questa fiera, quindi è ancora una fiera di tradizione, di localizzazione, non è ancora una fiera commerciale gestita da ditte terze, ma una fiera fatta di persone vere che lavorano per il bene del proprio territorio.